Fatto raggiunto. Sembra una terra arida e desolata, questa che nella provincia di Sassari resiste perfino allo scalpello pneumatico. E invece, se appena benedetta da un po' d'acqua ristoratrice, è pronta a ripagare la generosa fatica dell'uomo con messi abbondanti e pregiate. Appunto questo è lo scopo della gigantesca mole dei lavori appena iniziati a Torpè per la costruzione di una diga sul corso del fiume Posada, l'irrigazione. In 3 anni di lavoro e con 1 miliardo di spesa saranno effettuati scavi per 40.000 metri cubi. La costruzione della grande diga richiederà l'impiego di 85.000 metri cubi di calcestruzzo. In compenso sarà alta 51 metri e permetterà la salutare irrigazione di 5.000 ettari e di una terra che per millenni ha risposto di no a tutte le fatiche. Ma per chi dovesse erroneamente immaginare il popolo sardo continuamente impegnato a costruire una diga dopo l'altra, il paese di Mamoiada, in provincia di Nuoro, offre una sonora smentita. Si chiama la festa dei Mammutones. Sembra che i Mammutones siano quelli con i campanacci sulle spalle, per quanto neppure uno di loro sappia cosa vuol dire Mammutones. Ma giù in piazza si fa sul serio. Più che un divertimento, il ballo è un rito che rispetta al tempo stesso antichissime tradizioni e i calli del compagno di danza. Anche il finale è riservato ai giovanotti del paese. Se uno, sia pure non volendo, fa centro, deve tenerselo per tutta la vita.